è mediocre. Sì, ho ascoltato le vecchie canzoni di Lucio Corsi. Ormai è diventato intoccabile, come i Maneskin tempo fa. Ma mentre loro mi facevano cagare, forse lui è pure peggio, perché è mediocre. Ira Green, una cantautrice italiana che si definisce rock. Per caso mi è apparso un video su Facebook in cui parla di Lucio Corsi, definendolo un artista mediocre, scarso, raccomandato e bla bla bla. Sanremo ovviamente troiaio che io stesso definisco tale, su questo non ci piove, sono pienamente d'accordo. Su quello che nel video dice in merito a Lucio Corsi un po' meno, perché chi ha guardato su questo canale il video precedente sa benissimo che a me Lucio Corsi piace molto, artista, figlio della scuola del sano cantautorato italiano, figlio di un modo di fare arte che al mondo d'oggi non è facile trovare. Per chi non conoscesse Ira Green è una cantante rock metal definita tale. Io da amante del rock ho un'altra idea di rock, per me il rock è un'altra cosa. Per chi ha seguito le varie edizioni di The Voice dal 2011, 12, 13, 14 sa benissimo che Ira Green ha partecipato come concorrente nel team Pelù. Ora, a prescindere dai gusti musicali, perché quello che può piacere a me può non piacere ad altri, quello che può piacere ad altri può non piacere a me, ci mancherebbe altro. Sono il primo a dire che Sanremo è la morte della musica. Beh, di certo questi posti, questi talent che non sfornano artisti, ma partecipanti da usare in quel determinato periodo per tutta la durata dello show, per tutta la durata del programma. Dopodiché in pochi trovano la loro strada artistica, musicale, come vogliamo definirla. Definire mediocre un artista in generale, Lucio Corsi o altri, ognuno è libero di dire quello che vuole, quello che crede. Chi definisce mediocri questi artisti? Chi praticamente è uscito da un posto di certo non migliore del Festival della Musica Artefatta, come The Voice ad esempio. Un talent che, come dicevo prima, non fa altro che usare delle pedine per tutta la durata dello show. Finito il programma, chi resta? Poi ci sono magari altri talent che con i loro, sappiamo benissimo cosa, sfornano più di un The Voice. Ma cosa sfornano? Niente di particolare. The Voice non solo non sforna nulla di particolare, non sforna proprio nulla. Finito lo spettacolo, tutti a casa. Quindi definire un artista che ha suonato in giro per l'Italia, anche da perfetto sconosciuto, facendo una gavetta non indifferente, che viene dalla scuola del buon cantautorato italiano, ed è difficile al mondo d'oggi trovare artisti con quello spirito artistico musicale che contraddistingue Lucio Corsi, e non solo. Ce ne sono sicuramente, ma non è facile trovare così un artista con quel background, come magari è facile trovare oggi ad ogni angolo di strada un qualunque rapper, un qualunque neomelodico napoletano, un qualunque clone di un clone del clone. Io ci andrei piano, sinceramente, prima di dare una definizione del genere ad un artista che, oltre ad aver colpito molti per la sincerità della musica che fa, ha colpito anche per la persona che è. A livello umano, sicuramente una persona genuina, spontanea e sincera. Poi, per l'amor del cielo, come ho già detto nel video precedente, io non lo conosco personalmente, non posso dirlo con certezza, ma è anche vero che non è difficile capire se una persona recita o fa sul serio. A meno che Lucio Corsi non sia un manipolatore, un grandissimo manipolatore, perché i manipolatori questo lavoro lo sanno fare benissimo. Non penso sia il caso di Lucio Corsi. Ovviamente per manipolatore a livello musicale e artistico intendo semplicemente istrioni bravi a recitare un ruolo più che a tirare fuori la propria essenza. Non parlo di certo di casi di manipolazione di gravità superiore, decisamente superiore. Ira Green, questa cantautrice che si definisce rock, per me il rock è un'altra cosa. Io la vidi per la prima volta in TV
Ad Voice. That's okay, it's so are you. Look on E ho anche ascoltato qualche brano del suo repertorio. A me sinceramente non ha mai trasmesso nulla. Non mi permetto di offendere, semplicemente a me la sua musica non ha mai trasmesso nulla. Ho provato ad ascoltare qualcosa, non mi ha trasmesso nulla di particolare. La voce ce l'ha, ovviamente dipende da come usi la voce, perché la voce ce l'abbiamo tutti, anche chi non canta. Io nella musica di Ira Green, sinceramente, con tutto il rispetto, ripeto, perché non mi va di offendere nessuno, non vedo nulla di nuovo, nulla di autentico, nulla di originale, nulla di particolare. Proprio a livello espressivo, il suo modo di fare musica non mi dice nulla. Un copia e incolla di quello che negli anni è stato copiato e incollato innumerevoli volte. Per quanto riguarda il resto, io difficilmente vedo artisti emergenti musicalmente molto impegnati dedicare più tempo al montaggio video di una certa qualità, omologati perché si somigliano tutti, fatti e montati nella stessa maniera, con effetti speciali a tempo. Perché a me non me ne fottono Difficilmente vedo persone molto impegnate a livello musicale trovare il tempo per fare anche queste cose. Quindi questa gente a cosa dedica davvero la sua vita? A fare musica o a parlare di musica, portando avanti sui social una serie di video a cadenza precisa? Due sono le cose. O si ha troppo tempo per potersi dedicare anche ad un lavoro che ovviamente richiede tempo, come il montaggio video per parlare della musica ad altri, con effetti speciali a tempo, di una certa qualità, fatti tutti con quella modalità che oggi va molto di moda, per accattivare, per fare scena, che a me tutto sembra tranne che originale e autentico. Perché chi sforna tanta musica e ha tanti concerti da fare, dedicarsi in maniera professionale a contenuti, ripeto, a cadenza puntuale, non ce l'ha per fare tutto ciò. Ad esempio su questo canale pubblico video pensati, fatti, montati e pubblicati in pochissime ore. Basta vedere la qualità, proprio la qualità dei video. Io li faccio con un semplice telefonino. Non uso strumenti particolari per fare video, montare video ad effetto, per fare breccia, fare colpo. Dove voglio arrivare? Io ad esempio sono poco dal vivo, ma ho tanta roba da scrivere, da comporre, e mi dedico alla mia musica, perché non ho alcuna intenzione di fare lo youtuber, non avrei tempo, figuratevi chi suona più di me. Quindi queste persone, che tra l'altro in generale sui social hanno un discreto numero di follower, di like, di commenti, che cazzo vogliono più? Lucio Corsi e Lucio Corsi, Giovanni e Giovanni, Giuseppe e Giuseppe, Ira e Ira, e Eva e Eva. Semplice. La verità è che queste cose nascono studiate e fatte seguendo delle strategie di marketing, ovviamente guardando anche quello che c'è in giro, per adattarsi a quello che soprattutto il tubo propone. Quanto c'è di autentico e originale in tutto ciò per quanto riguarda i contenuti? Se poi parliamo di musica, ancora peggio. Io personalmente in alcuni di questi non ci vedo nulla di originale, di autentico, di espressivo, di nuovo e di interessante. Per me il rock è un'altra cosa. Prima di parlare di gente che di gavetta ne ha fatta, pensate al vostro percorso e chi vi ha lanciati. Non mi sembrano tanto migliori del Festival della Musica Artefatta. Da dove venite? Cosa fate? Chi scimmiottate? A chi vi ispirate? Che musica fate? Perché al mondo d'oggi la parola rock può essere tutto e può essere niente. Saluti.